Il TAR del Veneto ha dato ragione alla Duferco col ricorso presentato la scorsa estate dall'ex vice sindaco di Venezia ed ex viceministro ai trasporti Cesare De Piccoli, ideatore del progetto alternativo per il passaggio delle grandi navi, sull'ammissibilità del piano che propone un terminal alla bocca del Lido. Una sentenza storica che stravolge gli scenari in corso. Dice all'autorità politica, dice al governo, dice ai ministri dei trasporti, dice al sindaco di Venezia, al presidente della regione Veneto: guardate che questo è un progetto che è valido, guardate che questo è un progetto che dal punto regolamentare, procedurale è valido, è legittimo. Per quale motivo lo tenete fermo? E gli dice: dovete farlo proseguire da questo punto di vista, perché è una validissima alternativa. Come si può pensare che possa essere un'alternativa Marghera, cioè dove ci troviamo in questo posto? Come si può pensare di far coesistere i traffici croceristici con i traffici commerciali? Il progetto di offshore che non impatterebbe sulla laguna e valorizzerebbe la crocieristica è lì, pronto per essere realizzato. Di fare alla bocca di Lido, di fronte alle barriere del Mose, mare quindi aperto, una struttura prefabbricata. Cioè prefabbricata significa che noi facciamo dei cassoni come il ponte che abbiamo alle spalle, ecco, è un ponte sull'acqua. Facciamo dei cassoni, sopra mettiamo la banchina, ci sono due banchine e potranno attraccarsi quattro navi, due parte per parte. Le tempistiche sono 28 mesi, quando abbiamo presentato il progetto nel 2015, approvato dalla VIA nel novembre 2016, il Ministero dei Trasporti e Infrastrutture ce l'ha nei suoi cassetti dal 2017, la politica colpevolmente l'ha tenuto fermo, quel progetto poteva essere già realizzato, il costo allora era 180 milioni di euro. I giudici bacchettano chi non ha tenuto in considerazione questa opzione prima di decidere per Marghera. I pareri contrari della VIA e della stessa autorità portuale che l'aveva definita pericolosa, ma soprattutto annulla gli atti impugnati con ricorso del concorso avviato dal governo e dal commissario straordinario Di Blasio, che dopo la sentenza parla di cautela. Il porto crociere di Venezia nel 2019 faceva 1.800.000 crocieristi, secondo porto d'Europa dopo Barcellona. In questo momento Grasso che cola se ne farà 150.000. Ma questo non dice niente. Allora si dica, bene, si dica, non ci interessa più la crocieristica a Venezia.